Perfetto. Buonasera, benvenuti al secondo incontro di questa sera. A presentare l'incontro sarà Alessio Onnis, docente di ruolo specializzato nel sostegno di alunni con disabilità e pedagogista clinico. Opera nella scuola secondaria di primo grado di Serramanna. Ha lavorato per 25 anni come educatore e coordinatore di una comunità di accoglienza per minori in difficoltà. E questa sera coordinerà l'incontro con Mario Guerrini. A voi, buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere qui e di avermi dato l'onore, spero di meritarlo con le poche cose che mi propongo di dire, perché il protagonista di stasera, se avesse bisogno di presentazioni, è uno dei punti di riferimento, un faro del giornalismo non solo regionale, RAI, ma anche nazionale. Come prima domanda gli chiederei così la cortesia di presentare un po' come è arrivato, oltre a raggiungere insomma questo traguardo, insomma. Lui non è stato soltanto un telecronista sportivo, ma e quindi collega anche di Sergio Zavoli, Andrea Barbato, solo per fare alcuni nomi, ma l'autore del libro sul banditismo, L'Anonima Sequestri, 1969, riedito, come ci dirà, da Iskra Ghilarza, con la complicità anche del nostro direttore artistico Manias. Successivamente scriverà Banditismo, perché non poche grane gli avevano procurato le parole scritte e le verità contenute nel primo testo. Quindi fu quanto mai necessario per lui, secondo me, e lo ringrazio innanzitutto per questo, riprendere alcuni passaggi del primo capolavoro, si potrebbe definire, perché lui aveva bisogno, insomma, di riprendere alcuni passaggi e dargli ragione a alcune persone che gli dicevano: ma come ti sei permesso di citare quel passaggio? Certe cose si pagano, stai attento. Il mio film preferito è Braveheart. Devo dire che in lui ho trovato non solo un cuore impavido, ma una personalità che con fierezza e onestà intellettuale ha sempre mantenuto fin dai primi scritti fino agli ultimi, e naturalmente vi consiglio, chi non sta già facendo, di seguirlo nel mio osservatorio su Facebook, questa sua missione, che è iniziata tanti anni fa, ma che sta continuando con un'opera tanto necessaria per la nostra Sardegna. Quindi la parola adesso al dottor Guerrini, che ci presenterà, per favore, la sua carriera, insomma, innanzitutto. Buonasera, grazie. Sono felice di essere qui con voi, perché l'incontro col pubblico, con l'affetto e la semplicità del pubblico per un autore, è il massimo che possa ottenere. Io amo molto la Sardegna, amo molto le piccole comunità e quindi per questa ragione sono molto lieto di essere qui. La mia carriera è cominciata da bambino. Io sono un uomo fortunato, lo dico sempre, perché ho fatto quello che avrei voluto fare sin da quando ero proprio all'inizio del mio percorso di vita. Io ho cominciato a fare il cronista nella redazione di Cagliari e lì mi sono affermato.
su due filoni importanti dell'attività giornalistica. Il primo era quello del fenomeno calcio del Cagliari. La squadra del Cagliari, in quei momenti, siamo negli anni 60, a cavallo con gli anni 70, era un elemento sportivo di grande attrazione. L'altro filone era quello del banditismo. Perché questi due grandi tracciati mi hanno consentito di affermarmi nella mia lunga esperienza professionale? Perché io nella redazione di Cagliari ero l'unico radiocronista. Per la verità ce n'era un altro che si chiamava Vittorio Stagno, che era zio di Tito Stagno, l'uomo della Luna, no? Che fece il collegamento in TV per la Luna e per l'atterraggio della capsula americana nella Luna. Io facevo già servizi alla radio. La radio all'epoca era il totem dell'informazione, cioè rappresentava tutto perché raggiungeva tutti. La radio raggiungeva anche chi stava in campagna. I pastori avevano la radiolina, tutti ascoltavano la radio. La forza di penetrazione della radio era incredibile. E io, essendo a quel punto l'unico radiocronista vero, dovetti per necessità professionale occuparmi dello sport e in particolare del Cagliari e del banditismo. Ovviamente anche questo è un aspetto fortunato della mia carriera, proprio perché c'erano questi due filoni che mi consentivano di essere sempre in tensione professionale sulla radio, alla radio e anche in televisione. La televisione cominciava i primi passi, si affermava con i telegiornali e quindi io facevo i servizi per la radio e per la televisione. Evidentemente avevo delle qualità e poi da Cagliari sono passato a Roma e ho fatto parte delle migliori redazioni della RAI. Sono stato uno degli inviati speciali di Sergio Zavoli, il grande Sergio Zavoli, che considero il maestro più capace e più illuminante di tutti. La mia strada però a un certo punto si è indirizzata nel banditismo. Perché? Perché il banditismo in quegli anni stava tormentando la Sardegna, erano tempi cupi, l'isola era stravolta da questo fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione. L'attività e la vita sociale ed economica di tutta l'isola era condizionata e frastornata da questo fenomeno del sequestro di persona a scopo di estorsione, che comprendeva tutta un'altra serie di reati, omicidi, tentati omicidi, sparatorie. Io ho seguito questi fatti andando in Barbagia. Ho messo in secondo piano il resto della mia attività professionale e sono andato in Barbagia a seguire in prima persona questi avvenimenti. Ho incontrato magistrati, inquirenti, banditi, poliziotti, carabinieri. Ho incontrato soprattutto la popolazione civile, che era la prima vittima di queste realtà delinquenziali.
un pugno di criminali tenevano in mano la Sardegna. Guardate che erano anni cupi. All'inizio di questo fenomeno, siccome era circoscritto al Nuorese, alla Barbagia, proprio per questa sua limitazione territoriale, non creava particolare panico. Era nel Nuorese, certo, peccato dispiaceva per coloro i quali cadevano in questi fatti delittuosi, però era limitato territorialmente. Invece, un bel giorno, tentarono di rapire a Cagliari un commerciante d'auto, Gianni Picciao, che io conoscevo personalmente. In Viale Marconi abitava, gli tesero l'agguato, in 2 parole, uno dei fuorilegge sparò a bruciapelo un colpo di fucile e uccise Gianni Picciao. Si capì subito che era un tentato sequestro e si comprese che il fenomeno dei sequestri di persona ormai non lasciava indenne nessuna parte della Sardegna. Pensate che poi i sequestri di persona si sono moltiplicati in maniera spaventosa. I sardi sono stati i maestri in questo campo e il sequestro di persona è arrivato anche in altre regioni italiane, principalmente, o meglio, inizialmente perché molti sardi si erano trasferiti, come avete sentito da Giovanni Farina, in altre regioni italiane, soprattutto in Toscana e nel Lazio, e lì arrivarono i sequestri di persona. Devo dire che fu un fenomeno terribile, terrificante. Pensate, circa 700 persone sono state strappate alle loro famiglie soltanto e semplicemente per la loro posizione finanziaria. Di queste 80 circa, 80, uno più, uno meno, non fecero mai ritorno a casa. Hanno rapito persino donne e bambini. La ferocia dei fuorilegge fu infinita. Giovanni Farina qui si è lamentato della situazione delle carceri italiane. Certamente, è giusto. Ma io dico ai fuorilegge che parlano di questa realtà carceraria italiana, dico a quei fuorilegge che hanno compiuto quegli atti inumani di strappare le persone dalle loro famiglie e ridurle in cattività, dico a quelle persone: ricordatevi com'erano le vostre prigioni, ricordatevi come avete fatto vivere quelle persone, quelle creature, quegli esseri innocenti, come avete fatto vivere quella gente in quelle terribili condizioni. E purtroppo devo dire che a questo nessuno mai ha pensato. I fuorilegge dei sequestri hanno messo in ginocchio la Sardegna, hanno procurato lutti, dolore e danni economici irreparabili in quegli anni per la Sardegna. In parecchi, mi riferisco alle forze dell'ordine, hanno perso la vita per contrastare questo fenomeno, che alla fine sono riusciti a domare grazie all'impegno di inquirenti e degli stessi operatori delle forze dell'ordine. Ci sono stati momenti veramente, credete, difficili per la nostra regione,
E io dico che noi non dobbiamo dimenticare quegli anni cupi, anche se i politici cercano di far dimenticare proprio quelle realtà tristi che hanno provocato tanti lutti in Sardegna. La malapianta del sequestro di persone è stata estirpata, grazie al cielo, ma adesso purtroppo abbiamo altre piante con radici terribili che stanno rovinando fortemente la nostra società, e mi riferisco al traffico di droga che ha preso il posto del sequestro di persone. Prego, il microfono. Hai già citato l'incipit dell'Anonima Sequestri, Sì, con l'eccidio di Picciao. sì. Quindi in questa pietra miliare della storia del banditismo, di questi 32 anni terribili di buia storia della nostra patria, a un certo punto ti sei messo a fianco degli inquirenti, della criminal poll, eccetera. E a un certo punto un avvocato sassarese avanza questa richiesta a uno, si può dire, dei basisti. Sei mitra con 10 caricatori di 40 colpi, una mitragliatrice con 3 nastri da 500 e 4.000 colpi, 6 pistole Langer o simili con 2 caricatori di ricambio, 1.000 bombe a mano e un binocolo 16x50 e 10x50. Un arsenale, scrivi. C'è di chi armare un reggimento. Ci si può fare una rivoluzione con tutta quella roba che avrebbe fatto impazzire di gioia Che Guevara. E invece servivano a chi? Servivano a chi? A chi cercava di sfruttare il fenomeno del banditismo per altri fini, per il terrorismo. Tant'è vero, qui si ritorna a un grande personaggio, a Feltrinelli. Feltrinelli, grandissimo editore di sinistra, tentò la pista sarda per acquisire una banda armata che sollevasse certi temi della rivoluzione che poi si sono espressi e ritrovati nelle Brigate Rosse. Però io vorrei restare nel fenomeno del banditismo sardo, che ha respinto questo tipo di proposta. Il banditismo sardo, quello nato in Barbagia, ha avuto una svolta molto importante. E io ero come scrittore, come giornalista, diciamo, ero controcorrente rispetto a quello che era il pensiero dominante della classe intellettuale e quindi politica della Sardegna. Gli intellettuali sardi, strumentalizzando il fenomeno del banditismo, sostenevano che le azioni dei banditi erano una rivalsa patrimoniale nei confronti di coloro i quali avevano una posizione economica di privilegio, e quindi sequestrare i ricchi era un modo per restituire ai poveri quello che era stato tolto.
Io ho sempre confutato questa tesi. E perché l'ho confutata? Proprio perché andavo nelle realtà barbaricine, parlavo con la gente e capivo attraverso i discorsi quali erano le motivazioni dei sequestratori. Le motivazioni dei sequestratori erano queste: un gregge è andato male e quindi necessità di avere soldi subito. Perché qual era la grande attrazione del sequestro di persona? Bastava un pugno di uomini, 7-8 persone, e si faceva un sequestro. Un sequestro durava mediamente 2-3 mesi e recuperavi una ingente, imponente, una forte somma di denaro. Nessun'altra azione delinquenziale a quell'epoca poteva avere una redditività come il sequestro di persone. E proprio per questo i sequestri si estesero. Allora un gregge è andato male, gli avvocati da pagare, i figli che devono studiare, problemi familiari, il sequestro per molti di questi che poi operarono in quel territorio criminale, il sequestro rappresentava l'elemento più semplice a cui rivolgersi. E chi erano i sequestratori? Inizialmente erano pastori, i pastori che si sono dedicati a questo tipo di reato hanno pensato, si sono resi conto nella loro acutezza che era più semplice tenere a bada un uomo che non un gregge di pecore. Questa è la verità. L'uomo una volta preso è innocuo, non può fare nulla, basta una benda alla bocca ed è finito. È una personalità annientata dalla paura, dalle privazioni e dagli stenti della prigionia. Bene, a un certo punto i sequestri sono cambiati, sono arrivati, come dicevo prima, con l'omicidio di Gianni Pisciau anche nelle città. E perché? C'era una spiegazione. Perché la malavita barbaricina si è unita alla malavita dei centri urbani. Questa fu la motivazione dell'estensione dei sequestri di persona nelle altre zone della Sardegna, a cominciare dalla capitale, da Cagliari. Ci fu quindi questa unione tra la malavita urbana e quella delle campagne, perché tra l'altro i pastori avevano difficoltà a trovare gli ostaggi da sequestrare, perché i ricchi nei paesi erano pochissimi e ormai erano talmente allarmati che non uscivano più di casa. Nelle città era più semplice. E così il fenomeno si è esteso. Ma perché io dico che non era una rivalsa sociale degli autori dei sequestri? Perché alla fine ci si è accorti che gli autori dei sequestri altro non erano spesso che i figli delle famiglie benestanti del Morese. Molto spesso i giovani orgolesi, oronesi, mamoiadini facevano il sequestro di persona, come nelle città i giovani bene di oggi
fanno altri reati come le rapine alla ricerca del denaro facile. Un esempio fu la strage di Lanusei, dove morirono 4 delle persone che erano nel mirino dei banditi. I banditi fecero irruzione nella villa dei fratelli Loddo, stavano festeggiando il Ferragosto. I Loddo reagirono ai fuorilegge, uno addirittura prese in mano, tentando di impossessarsene la canna del mitra di un fuorilegge, e lì il fuorilegge fece partire la raffica che uccise il dottor Loddo e iniziò una sparatoria con 5 morti. Tra quei morti c'erano 2 ragazzi che appartenevano alle famiglie più benestanti, non di un paese, del loro paese, ma della Barbagia. Quindi a quell'epoca il sequestro era semplicemente un fenomeno delinquenziale praticato da chi aveva quella attitudine, e hanno sconvolto la Sardegna. Oggi si ricordano gli autori dei sequestri di persona, non si ricordano le vittime. Io, che quando vado in giro per qualche conferenza, dico sempre, e l'ho dichiarato anche ai giornali, ma i giornali non mi danno molto credito, per la verità. Io ho detto che in molti paesi della Sardegna dovremmo erigere un monumento, un piccolo monumento, in memoria di tutte le vittime dei sequestri di persona. Ci sono state madri di famiglia che non sono più tornate a casa. Nessuno queste vittime le ricorda più. Oggi noi festeggiamo. Stasera abbiamo sentito Giovanni Farina, con tutto il rispetto per la sua versione. Io ho altre idee, lo dico senza problemi, come l'ho detto a tutti gli altri, e lo dico a tutti gli altri. Io vi dico che chi ha fatto tanto male oggi dovrebbe almeno pentirsi di quello che ha fatto. Non ho ancora sentito un fuorilegge chiedere scusa per questi reati. Io oggi in Barbagia non vado più, ovviamente, per ragioni di età. La mia attività professionistica è finita, quindi, ma so che rischierei molto, perché continuo proprio con la mia rubrica su Facebook quando tocco i temi del banditismo, a criticare aspramente coloro i quali sono stati i protagonisti di questa sciagura che ha colpito per 30 anni la Sardegna. E dico a tutti che quello che hanno fatto non è stato soltanto un atto contro gli ostaggi, è stato un atto contro le famiglie degli ostaggi, contro la cerchia familiare di quegli ostaggi, è stato un atto delinquenziale, criminale, contro tutta la comunità sarda, che ha pagato duramente questo fenomeno. Oggi, grazie, vi ringrazio molto. Oggi nessuno ha la determinazione, consentitemi di dire, il coraggio di raccontare e di affermare queste verità. Il fenomeno va dimenticato e oggi
celebriamo non solo Giovanni Farina, ma celebriamo Annino Mele, che in carcere si è scoperto scrittore. Io ho ancora una lunga diatriba con lui. Lui non risponde perché non ha ragioni per rispondere. Perché lui in carcere ha scritto libri condannando il sistema carcerario italiano. E gli ho subito ricordato quello che ho detto prima. Caro Annino Mele, 2 ergastoli per omicidio, 100 anni di reclusione per sequestro di persona. Oggi è libero. Annino Mele, tu oggi sei libero e in buona salute grazie alle condizioni delle carceri italiane, che io sono il primo a criticare, perché dovrebbero essere migliori. Ma pensa alle condizioni di coloro i quali sono usciti dalle tue prigioni, che sono segnate a vita. Io ho fatto un reportage per la rubrica TG2 Dossier. Il titolo del reportage era I giorni di dopo, cioè ho girato l'Italia incontrando le vittime dei sequestri di persone, donne e uomini, anche una giovane ragazza, aveva 17 anni, pugliese, di un piccolo centro della Puglia, ricca naturalmente. Ebbene, tutte queste persone erano segnate da quell'esperienza. Ricordo sempre cosa mi disse Nanni Belloli, che era col padre titolare del famoso Olio Belloli. Una volta facevano la pubblicità dell'olio, sono lombardi, a Carosello, per dire, quindi famiglia molto importante. Lui, giovane, l'ho incontrato a Milano, alla fine dell'intervista mi disse: il sequestro per me è un ergastolo, il danno che mi ha fatto mi ha segnato per tutta la vita. Ho perso la moglie, hanno avuto una crisi subito dopo il suo rientro a casa, ha perso quindi la famiglia, aveva un bambino e quindi lo vedeva pochissimo. Hanno perso l'azienda perché per pagare il riscatto hanno dovuto vendere l'azienda, e lui faceva, quando l'ho incontrato io, l'impiegato in un'altra azienda olearia. Pensate che umiliazione per uno come lui. Allora, voglio dire, attenzione, questo fenomeno sarà ricordato come una pagina terribile della Sardegna, ma non mitizziamo, per gentilezza, coloro i quali sono stati protagonisti di quel fenomeno, di quei tanti lutti che la Sardegna ha dovuto sopportare. E poi arriva il sequestro addirittura di un bambino, a cui verrà addirittura, come sappiamo, vabbè, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di dirlo. E tu ricevi un'altra missione da parte della RAI, di incontrare Graziano Mesina, che in quel momento si trovava detenuto, nella sua Orgosolo, poi arrivò. Era al domicilio. Sì. Mi alzo perché preferisco che coloro i quali mi ascoltano vedano anche il mio viso. Allora, i miei occhi. Sì, grazie.
Ti chiederei quindi di raccontarci come è avvenuto l'incontro con Graziano, il duello con Canale 5 e tutto il resto, insomma. Grazie. Allora, questa è una vicenda molto importante del mio cammino professionale. Rapirono il piccolo Farouk Hassan in Costa Smeralda. Il sequestro fece molta impressione perché Farouk Hassan era figlio di una famiglia straniera che operava in Sardegna. Il padre era il direttore dell'albergo Luci della Montagna di Portocervo. Questo sequestro attirò l'attenzione di tutti i media europei, non solo, ma anche inviati americani vennero in Sardegna per seguire le vicende di questo sequestro. Il problema era che i banditi avevano fatto una richiesta in denaro altissima e c'erano molte difficoltà nelle trattative. I giornali diedero grande risalto a queste vicende e a un certo punto ci si rese conto, soprattutto il governo si rese conto, che l'Italia stava facendo una brutta figura con tutto il mondo. Gli operatori di polizia, carabinieri, eccetera, investigatori, non riuscivano a venirne a capo. A quel punto a qualcuno balzò l'idea di utilizzare Graziano Mesina come mediatore tra la famiglia e i banditi. Graziano Mesina stava ad Asti, era al soggiorno obbligato, fu mandato a Orgosolo per cercare di agganciare i fuorilegge. Vi posso assicurare, vi rivelo, perché ho la certezza assoluta, quando Graziano Mesina è arrivato a Orgosolo era già in contatto con i fuorilegge che avevano rapito Farouk Hassan. A un certo punto si scatenò, questa era una cosa che il pubblico ovviamente non conosceva, era all'oscuro di questa guerra che c'era tra Canale 5, che all'epoca stava emergendo in maniera molto forte, e la RAI. E l'ambizione di entrambe le reti televisive, diciamo il TG1 e Canale 5, era quella di arrivare per primi alla notizia della liberazione. Ormai era chiaro che Mesina era alla trattativa finale con i banditi e quindi da un giorno all'altro si poteva avere l'epilogo. La RAI ovviamente voleva arrivare per prima e la direzione dell'azienda mi chiamò per dirmi se me la sentivo di andare a Orgosolo e possibilmente contattare Graziano Mesina in modo da fare un accordo con lui perché ci desse l'informazione della liberazione del bambino in anteprima rispetto a Canale 5. Devo dire che in quel periodo io ero soprattutto impegnato nelle telecronache sportive di pugilato. La direzione della RAI aveva chiesto ad altri colleghi che si erano rifiutati di andare perché la situazione non era affatto facile e quindi ovviamente mi hanno chiamato, io non ero neanche in Sardegna, ero a Roma e mi dissero se ero disponibile. Benissimo, subito accettato. Ho chiamato Graziano Mesina, col quale tra l'altro ho avuto all'inizio rapporti tempestosi. Io quando uscì la prima edizione dell'Anonima Sequestri,
Lui mi querelò alla Procura di Milano attraverso l'avvocato Giannino Guiso, che era l'avvocato dei brigatisti, e ho avuto con lui rapporti inizialmente burrascosi. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi, nel 70 c'era a Cagliari il processo all'Anonima Sequestri, con Graziano Mesina, Ballore, tutti questi componenti della banda nella gabbia imputati. Il presidente della corte era un magistrato molto esperto, il giudice Pili, e gli avvocati fecero pervenire alcune copie del mio libro agli imputati in carcere. Era un espediente per consentire al presidente di potermi citare come testimone in quanto persona informata dei fatti. E infatti mi arrivò l'avviso per testimoniare. Ebbi, pensate, un processo così importante, c'erano giornalisti non solo di tutta la Sardegna, ma di parecchi paesi europei. 2 udienze furono dedicate al mio interrogatorio, perché gli avvocati in aula, tutti con la copia dell'Anonima Sequestri, chiedevano: lei a pagina 28 ha scritto che chi le ha dato queste informazioni? Io ho sempre rifiutato di rivelare le mie fonti di informazione, a tal punto che a un certo punto il presidente della corte mi disse: testimone Guerrini, lei o mi dice chi le ha dato le informazioni o io la mando a buon cammino, l'arresto. Sospese l'udienza e mi fece mettere al mio fianco 2 carabinieri. Disse: lei da questo momento è in stato di fermo. Quindi sono stato arrestato in aula. È successo tutto un disastro che adesso per ragioni di tempo non voglio raccontare, ma ce n'è scritto nel libro, banditismo. Ebbene, Mesina, alla fine di quelle 2 giornate di interrogatori, mandò il suo avvocato, Mario Canessa, a parlarmi. L'avvocato Canessa mi disse, che era un penalista noto: dottor Guerrini, vengo da lei da parte di Graziano Mesina, il quale si è divertito, usò questo termine, molto ad ascoltare il suo interrogatorio. Dice che non ha nulla contro di lei, che ritira la querela e che ha apprezzato molto quello che ha detto. Però perché aspetta Mario, se no non sì. comprano il libro, se No, svegli certo. proprio tutto. Vorrei, siccome mi chiedono dalla regia un amen finale, certo. andiamo. Comunque, allora, torniamo a Farouk Hassam e concludo. È tutto scritto, mi raccomando. Farouk Hassam, io vado, tratto con Mesina, ho avuto 3-4 incontri con lui a Orgosolo di notte, andavo con una macchina non con logo Rai. Bene, alla fine la Rai è arrivata prima. Graziano è stato di parola, nel libro c'è scritto anche perché, e noi come Rai abbiamo dato la notizia, l'ho data io, insieme col collega che era alla villa di Farouk Hassam, quindi facemmo questo collegamento in 2, lui dalla villa, io dallo studio di Cagliari, con la notizia della liberazione di Farouk Hassam, bruciando quindi il canale 5. Grazie. Mi sembra singolare che nelle parole di Commiato tu citi la nipote di Allende, il presidente ucciso nel colpo di Stato nel 73, con cui abbiamo iniziato proprio questa edizione di Strangius. Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. Ok, piace che queste parole
siano anche così a compegno, a conclusione, a commiato del nostro bellissimo incontro. Maestro, non so se mai si possono fare delle lapidi, dei monumenti ai caduti nei sequestri di persona, però da una parte il tuo coraggio e la tua onestà intellettuale ci ha conquistato, ma mi ha conquistato anche quello che dichiari alla metà esatta del tuo libro, quando dici: prima di giudicare le vite di ognuno di loro, che si chiami Mesina o Kerchi o Campana o Pilari o Balia o Muscau, bisogna comprendere la realtà familiare. E questo, come educatore, come insegnante, mi colpisce tanto, soprattutto di ragazzi in difficoltà. La comunità in cui vivono e hanno vissuto, le regole di quella comunità, le difficoltà, le terribili vicissitudini che sin da bambini loro e le loro famiglie hanno spesso dovuto affrontare. Quindi in una società consumistica che ci insegna troppo spesso e volentieri che le funzioni sono la cosa più importante, quindi finché una cosa funziona, va bene, la dobbiamo ottenere, quando non funziona più la dobbiamo scartare. È un atteggiamento che purtroppo si sta reverberando sulle relazioni sociali, e tu con la tua opera, il tuo esempio, l'azione che fai coraggiosa, sei, credo assieme a me, incordata in questa opera di ricostruzione e non semplicemente di giudizio, come anche prima Beppe ci ha ricordato con le parole di Dostoevskij. È troppo facile giudicare un malvagio, è molto più difficile costruire, capirlo e ricostruire, ristrutturare. Ecco la casa campidanese che non va gettata via, ma va recuperata. Esatto, le nostre case ce l'ho. Esatto. Ecco, quindi mi rendo conto, è molto più impegnativo, però credo che questo debba essere il più grande messaggio di questa serata, per tutti noi. Grazie. Bene, grazie. Grazie a voi, buonasera. Vorrei chiamare qui Tiziano e Gianluigi, se c'è ancora. No, solo Tiziano. Eccolo qua, che consegnerà un presente al signor Guerrini. Grazie. Tizi. E uno ad Alessio, grazie. Vi chiedo ancora di restare qui con me. E chiamerei Francesco Virdis, che ci racconterà dell'opera di oggi. Buonasera a tutti, sarò brevissimo. L'opera di Noemi non è ancora terminata, saranno tutte terminate domenica. Se avrete piacere di vederle, ci sarà l'esposizione di tutte le opere degli artisti che hanno partecipato. In breve, Noemi è un'artista, sin da piccola ha respirato l'aria in famiglia di quello che poi è l'arte, perché è figlia di una persona veramente importante per Serramanna e anche per il mio percorso artistico, di Luciano Ligi. Detto questo, grazie. Sì, ogni volta devo dire grazie Luciano. Allora, Noemi ha voluto rappresentare oggi più che mai, la giornata è il cuore di questo evento di quest'anno, perché abbiamo visto quasi due posizioni opposte o due visioni. Appunto quello che si diceva del giudizio, secondo me è più osservare e poi capire. Noemi oggi l'ha fatto facendo uno spaccato di tutto quello che è poi la Sardegna, territorio, famiglia, tradizioni e anche qualcosa che ci ha segnato. E io sin da piccolo le storie che abbiamo sentito oggi mi hanno toccato e hanno fatto parte, come per me, a tutti noi, come stato di appartenenza a questa regione. E nulla, adesso voglio salutarvi e concludere e salutarvi e ci vediamo domani per la prossima opera.
bravo. E chiamo qui con me anche Giuseppe Manias, che è il nostro direttore artistico. Scusami. Domani sarà la quinta giornata, adesso sono un po' stanco, quindi spero di arrivare alla fine. La quinta giornata del festival, il tema sarà Messi al bando per la natura. Ci saranno due personaggi, Antonio Rinaldis, che parlerà del libro Il guardiano di Budelli, Modo Morandi, che stette per più di 30 anni nella spiaggia di Budelli cercando di preservarla e conservarla, e coordinerà Manuela Orru. E poi ci sarà una vecchia insegnante di greco e latino che si chiama Nicoletta Dosio, si chiamava, se mi sente, è finita, si chiama Nicoletta Dosio, che ha 74 anni, che è stata la più anziana arrestata per la prima volta perché è la passionaria del Notav. Ed è la sua attualità è quella che, una volta arrivata nei carceri di Torino, purtroppo tragicamente noto per i suicidi delle donne, ha cercato di far avere i diritti alle carcerate delle donne. E domani farà la sua testimonianza. Ringrazio tutti. Avrete visto visioni differenti di che cos'è il banditismo con i nostri due ospiti, perché questo è Strangios. Strangios cerca di dare posizioni, aspetti differenti affinché tutti possiamo poi farcene un'idea, democraticamente, in cui certo, ognuno di noi possa poi farsi un'idea senza nessun tipo di voler comunicare determinati. È un po' come diceva un filosofo francese, diceva: mi batterò affinché la tua idea, se ben sbagliata, possa essere manifestata. E così questo piccolo festival a Serramanna, che però in numeri sta diventando grande, vuole fare. Grazie a tutti. Questa sera consegneremo il premio letterario Franco Puzzolo, testimone della nostra identità, e quindi vorrei chiamare qui il nostro assessore alla cultura Giovanni Maccioni e Marina Puzzolo, che è l'artista. Allora, sì? Con calma. Marina, puoi dirci due parole intanto? Sì, grazie. Nel frattempo volevo ringraziare il dottor Guerini, perché soprattutto alle persone della mia età, e credo anche ai più giovani oggi presenti qua, ha aperto la mente, nel senso che quello che ci rimane propriamente il mito popolare del banditismo. Quindi io, che l'ho vissuto attraverso le vignette di mio padre, ho tentato di interpretarlo in una visione mia, naturalmente personale, molto grafica, perché sono una disegnatrice principalmente, e quindi mi onora consegnarle questo premio, sperando che sia di suo gradimento, naturalmente. Grazie assessore. Aspetto. Okay. Adesso leggiamo le motivazioni. Antonio Gramsci scriveva: io non sono mai stato un giornalista professionista che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuare a mentire, perché la menzogna entra nella qualifica professionale. Sono stato giornalista liberissimo, sempre di una sola opinione, e non ho mai dovuto nascondere le mie profonde convinzioni per far piacere a dei padroni o manuttengoli. Mario Guerrini, storico giornalista RAI e autore di 2 libri sul banditismo sardo, il primo del 1969, Anonima Sequestri, e riedito quest'anno E banditismo, i segreti di un reporter televisivo, è rimasto sempre fedele a questa riflessione gramsciana. Nei suoi libri, come nei suoi articoli, traspare quell'onestà intellettuale e coraggio che ne fanno un maestro del giornalismo, non solo d'inchiesta in Sardegna. Per questo motivo, la Commissione assegna il premio Franco Puzzolo, testimone dell'identità sarda, a Mario Guerrini. Serramanna, 14 settembre 2023.
Grazie ancora. Posso avere il piacere di esprimere il mio pensiero nel ricordo di Franco Puzzolo. Io Franco l'ho conosciuto personalmente e credo, non lo dico adesso per opportunismo, che sia stato il più grande vignettista e vignettista irriduttivo che noi abbiamo avuto in Sardegna. Se voi seguite il Corriere della Sera, il più bravo, il più grande vignettista del Corriere della Sera è un grande personaggio, Iannelli. Se voi guardate le vignette di Iannelli e guardate quelle di Franco Puzzolo, i tratti comuni sono tantissimi, non solo nel disegno, ma nell'idea, nella costruzione di un messaggio che entrambi vogliono dare. Quindi io sono riconoscente agli organizzatori per questo inaspettato premio. Io premi ne ho avuti pochi nella vita, per la verità. Sono fuori dai circuiti e forse non me li merito, quindi è giusto che non me li abbiano dati. Stasera è un'eccezione, accetto con grande piacere, ripeto, proprio nel ricordo di Franco, che non solo era bravo nel suo lavoro, ma era una persona per bene, un uomo amabile. Grazie, grazie a tutti. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere venuti. Ci vediamo domani a Casa Put in via Vittorio Emanuele per la 5ª giornata di Strangios, testimoni del nostro tempo. Buona serata.